Back to the West è il ritorno alla straordinaria normalità. È un elisir di rinascita, un viaggio al contrario, un percorso apparentemente senza senso che dal cuore del Caucaso ci condurrà attraverso l'Anatolia. Un ritorno verso ovest. Lasciata la costa del Mar Nero, iniziamo back to the west verso est. Nord-est, per essere precisi. 2 giorni di pianura tra fango, cani randagi, maiali e vacche sono sufficienti per raggiungere i piedi del Caucaso. La strada serpeggia seguendo la valle dell'Enguri, in un continuo saliscendi snervante. È un risveglio parecchio umido stamattina. Una salita che ha messo capo anche un tir e il suo conducente ci introduce nelle alte terre caucasiche. L'Ushba, 4710 metri, è un gigante di roccia e ghiaccio che ricorda il nostro Cervino e che appare all'improvviso mentre si pedala ignari verso Mestia. Le torri medievali punteggiano ogni villaggio, mostrandosi in tutta la fierezza difensiva di cui sono capaci, e noi ci facciamo cullare dal suono gentile della ruota che avanza lenta, ma inesorabile, nella patria del popolo degli Svaneti. Il risveglio a Mestia è monocromatico. La neve scende copiosa sulle torri e noi decidiamo di rimandare di un giorno la partenza verso i villaggi più a monte. Gli ultimi 10 chilometri sono uno spettacolo di fango e ghiaccio, roccia e neve. Impieghiamo 2 ore abbondanti, ma quando il tramonto illumina le vette più alte della Georgia, non possiamo che rimanere a bocca aperta e goderci l'ultimo raggio di sole scendere dietro l'orizzonte. Fin dalla partenza di questo viaggio, il passo Zagari, 2610 metri tra Alta e Bassa Svanezia, era una chimera. È uno di quegli itinerari che ti regalano la sensazione di essere minuscolo e allo stesso tempo grandioso. Quella sera in tenda a Mele, nella Bassa Svanezia, ricordiamo una giornata epica, con panorami da urlo in un contesto praticamente solo per noi e per i cani che, come sempre, ci hanno seguito fin dall'inizio.
una notte vivace, con la visita di alcuni cavalli mannari scacciati dai feroci latrati di Nala, risaliamo un pendio che definire arduo è ingeneroso. A Sormoni, su una rampa al 3000%, 3 bambini ci sbeffeggiano camminandoci a fianco e continuando a chiacchierare mentre noi, a corto di ossigeno, arranchiamo con la lingua che si attorciglia al mozzo anteriore. La discesa, incredibile ma vero, è quasi peggio della salita. Vero ha la geniale idea di imboccare una scorciatoia che è pedalabile solo fin dietro la prima curva. Camminiamo tra rocce sporgenti e fango fino ai piedi del monastero di Ghelati. Il luogo di culto domina le colline a monte di Kutaisi, seconda città georgiana e meta della nostra breve tappa odierna. È un edificio risalente al 1106 e nonostante le impalcature per le ristrutturazioni ci godiamo la magnificenza degli affreschi e dei mosaici interni, prima di chiudere la giornata e la prima parte del viaggio in Georgia, in città. Usciti da Kutaisi, abbiamo preso una strada abbastanza trafficata per un po', adesso abbiamo deviato e ci volevano convincere che questa fosse la strada sbagliata, si doveva andare sulla principale, non c'è stato niente da fare. Loro sono rimasti convinti che stiamo andando in una direzione completamente sbagliata per andare a Tbilisi. È così, la bici segue rotte che le auto non si possono permettere. A 40 metri d'altezza, lassù, a sfiorare il cielo, la chiesetta di San Massimo il Confessore domina il mondo, incredibilmente isolata. Ricostruita una decina di anni fa sulle rovine di un edificio medievale, con i suoi 13 metri quadrati occupa gran parte della superficie disponibile sul Kachki Pillar, un monolite calcareo che si erge sulla vallata del Kachkura, nella regione dell'Imereti. A vederla, i ricordi volano subito alle meteore in Grecia, ma l'inaccessibilità di questo luogo è di gran lunga superiore. Ci mancava anche la scorta in questo percorso in Georgia. Siamo capitati a un checkpoint della polizia tra Ossetia del Sud e Georgia per caso. È iniziata una serie di rovinosi eventi che ci hanno condotto alla scorta. Appunto ci sono 2 poliziotti qua dietro che ci stanno accompagnando con un pick up e ci hanno suggerito, o meglio obbligato, a scendere più lontani dal confine tra Ossetia del Sud e Georgia, che noi volevamo costeggiare per un po', e scendere invece in valle, dove c'è la strada principale e dove c'è probabilmente molto più traffico. Alla fine ci hanno scortato, sembrava verso il lago di Agara, e invece a una casa privata, e ci hanno detto che è del loro staff, di uno del loro staff, e ci fanno dormire all'interno di questo giardino, in questa casa, e possiamo montare la tenda dove vogliamo, quindi meglio di così non si poteva.
Il punto di partenza del tratto di strada più entusiasmante di questa seconda parte di viaggio non poteva essere più malaugurante. Un cimitero. Sì, perché dopo aver lasciato il centro di Gori, città natale di Stalin, ci siamo trovati a scalare una collina con una delle solite strade al 1000% di pendenza, fino alla chiesetta di San Giorgio. Mentre percorrevamo le strade del Camposanto, ero già pronto a scaricare su Vero la solita dose di improperi per aver scelto un percorso assurdo. E invece, appena lasciate alle spalle le ultime tombe, ci siamo inoltrati in questo mondo fuori dal mondo. La traccia di strada si inerpica seguendo il profilo del pendio, per poi tuffarsi di nuovo oltre il canyon scavato da millenni di piogge e di lavazioni. Abbiamo attraversato quelle che sembrano le rovine di un vecchio villaggio abbandonato e siamo giunti ai piedi dell'antica città rupestre di Uplishtyche, risalente all'età del ferro. Il sole è lentamente calato all'orizzonte mentre noi siamo saliti tra le case scavate nella roccia. La luce radente ha regalato una degna conclusione a una giornata iniziata sottotono e andata via via in crescendo. Dopo Mishcheka, una delle città più antiche di Georgia, ci troviamo di fronte a un bivio, ma la scelta ci pare naturale. Bosco, sterrato, salita, villaggi abbandonati, noi, solo noi. La strada, a tratti ciottolata, si inerpica fino a un paese che non esiste più e poi entra decisa nel bosco, confondendoci. Il sole è alto e caldo nel cielo, la giornata ancora lunga, il bosco invitante e accomodante. La strada sale 900 metri e ci conduce a uno dei cimiteri panoramici di Tbilisi, perché anche qui, dopo tutto, i defunti amano riposare sulla collina. Tbilisi è ormai alle spalle. Dopo una settimana di riposo, visita della città e lavoro, risaliamo in sella alle nostre case a due ruote per affrontare il Lesser Caucasus. Caucaso minore solo di nome, perché in quanto a panorami e valichi in quota, non ha nulla da invidiare al fratello più grande. Al mattino, nella nebbia ad alta quota, scivolando sulla strada ghiacciata, avevamo sognato un po' di tepore dato da quella palla gialla incandescente che domina l'orizzonte. Adesso siamo consapevoli che quassù un desiderio così è irrealizzabile da ottobre a maggio. Nala è sempre davanti, mantiene una distanza costante e poi, quando si accorge che abbiamo perso terreno, che i metri tra noi e lei sono troppi, inchioda. Si gira nella nostra direzione, si siede e inizia a fissarci respirando affannosamente, quasi avesse bisogno anche lei di una sosta, anche se credo sia solo per solidarietà.
Pedaliamo in discesa, una strada aggrappata alla roccia come un bivacco d'emergenza in parete. Vero si distrae e cade sull'ennesimo tornante, ma la velocità è talmente bassa che è come appoggiarsi a terra per riposare. La valle del fiume Cura, 600 metri più in basso, taglia il plateau su cui abbiamo trascorso gli ultimi giorni di viaggio e ci fa precipitare negli inferi della terra. Di fronte, sull'alto lato del nostro orizzonte, il monte Rusceli è crivellato di fori, come nemmeno gli edifici di Mostar durante la guerra nei Balcani. Varzia è un imprevisto sulla rotta del nostro viaggio, eppure la meraviglia non si placa quando esploriamo parte delle 3000 camere ricavate nell'arenaria e oggi visitabili. È un monastero rupestre, fatto scavare dalla regina Tamara alla fine del XII secolo, accessibile solo attraverso tunnel nascosti e angusti. La strada tra Culo e Batumi che segue la valle è un torrente di acqua, fango, olio e benzina incombusta, sputata sulla strada da motori troppo stanchi per lavorare ancora a dovere. Man mano che il giorno progredisce, la pioggia cresce di intensità e il torrente sulla strada ingrossa. Non so quando, ma a un certo punto della giornata raggiungiamo uno stato di catatonia che ci fa procedere senza la consapevolezza dello scorrere del tempo e dello spazio. D'improvviso ci ritroviamo in città. I chilometri sono passati, le ore fuggite. Un ultimo sforzo, un bagno finale tra le vie cittadine, schizzi ovunque. Vaghiamo a destra e a sinistra della carreggiata, evitando prima le pozze e poi le auto. La salvezza è al di là del ponte, a una manciata di chilometri dalla Turchia. Di nuovo. Speriamo che le sponde del Mar Nero, lasciate più di un mese fa, ci siano favorevoli e ci facciano proseguire il rientro verso occidente. Siamo al confine tra Georgia e Turchia. Freschi e riposati pedaliamo verso sud, sguardo alto all'orizzonte, a fissare le cime innevate che ci attendono. Lì, qualche centinaio di metri davanti a noi, la città rossa si materializza nel mezzo del nulla. Case, palazzi, persone e strade si intuiscono in lontananza e ricoprono tutta la vallata laterale che si stacca dalla strada che stiamo seguendo. Avvicinandoci ci accorgiamo dell'illusione.
I pendii rocciosi della vallata, ricchi di minerale di ferro che li rende rossi carminio, sono stati modellati dalla mano artistica della natura. Ci perdiamo tra pinnacoli imponenti, sassi immensi e pericolanti, intere colline scavate dall'acqua e dal vento. Anche l'Anatolia ha i suoi cammini delle fate e non hanno nulla da invidiare ai più celebri fratelli della Cappadocia. E poi così, pedalata dopo pedalata, arrivi in un posto dal nome impronunciabile. È scritto Hachomer. E quando cerchi un angolo dove piazzare la tenda, scopri che da anni è il comune più freddo della Turchia. Nel 2016 si sono registrate punte di meno 38 gradi centigradi e in questi giorni la minima oscilla tra i meno 10 e i meno 20. Chiediamo al locale distretto dei carabinieri se ci sia un posto riparato dove possiamo stare coperti. Venite dentro che ne parliamo davanti a un tè. Ci accomodiamo e insieme a tutta la caserma c'è anche il sindaco del paesello. Si fa avanti lui e si propone di ospitarci nella casa degli ospiti. Il pavimento della sala è tutto ricoperto di tappeti e al centro domina una stufa in ghisa. Cuscini e stuoie tutto attorno. Il sindaco ci invita a prendere posto mentre carica di sterco di vacca, secco, la caldaia della stufa e la accende. La moglie arriva da casa con un vassoio carico di tè, un piatto di zuppa, formaggio, olive, salame, pane tandori, burro e marmellata di fragole. Giunge il momento di andare a letto e nella stessa stanza dove abbiamo cenato vengono stesi 2 materassoni di lana, un lenzuolo, 2 cuscini con le federe profumate di lavanda e coperte pesanti. Il sindaco riattiva la stufa e ci saluta. Un'altra serata indimenticabile è scivolata via sotto il cielo di nuovo stellato e noi ci rintaniamo sotto le coperte pensando a quanto siamo stati fortunati anche oggi. Circa un mese fa entravamo in Turchia dalla porta di servizio, dopo essere stati bruscamente respinti alle pendici del monte Ararat a causa Covid. Il percorso reinventato ci ha portato prima a tornare sul Mar Nero, a una manciata di chilometri dal nostro punto di partenza, e poi a compiere un attraversamento nord-sud della parte orientale dell'altopiano che domina gran parte del territorio turco. Man mano che passavamo i paralleli, la quota si alzava, il termometro seguiva il percorso inverso. I paesaggi a bordo strada variavano, restando ipnotici. Le rocce rosse di Oltu, i cammini delle fate di Narman, le brulle lande di Varto, i valichi innevati di Hachomer. Invariata invece è sempre stata l'accoglienza di questi popoli montani che vivono nel gelo ma posseggono un cuore caldo e aperto. Ahmed, Ozkan, Abla, Liman Diaivari, il sindaco di Hachomer e tutti gli altri. Una schiera di incontri più o meno casuali che il destino ha messo sulla nostra strada rendendo, come sempre,
unica questa avventura verso occidente. Se il nostro viaggio finisse qui, avremo già gli occhi, il cuore e le pagine del diario pieni di storie da raccontare e incontri da ricordare. Ma il tragitto è ancora lungo e il nostro sacco delle esperienze, un po' come la borsa di Mary Poppins, piena ma con tantissimo spazio a disposizione. La strada ci darà ciò che noi saremo disposti ad accogliere. Dalla cittadina con le case a nido d'ape di Harran abbiamo pedalato verso Urfa, dove è nato il profeta Abramo, patriarca per il cristianesimo, l'Islam e l'ebraismo. Quando Abramo venne scagliato nel fuoco da re Nimrod, dalle fiamme scaturì una fresca e limpida sorgente, che oggi riempie una grande vasca, dove si specchiano i minareti della moschea di Mevlidi all'Inkami. Il vento sferza la gobba di pietra frantumata alta 50 metri. La neve accumulata tutto intorno crea figure artistiche che si integrano alla perfezione con la sacralità del luogo. È circa un'ora e mezza che camminiamo in salita, sulla neve compattata dagli scarponi di chi ci ha preceduto nei giorni scorsi. Oggi non c'è nessuno. Solo noi, il sole e un vento che ci sputa in faccia minuscoli frammenti ghiacciati. La strada ha ormai lasciato spazio a una lunga scalinata che si intuisce sotto la coltre bianca. Seguiamo le tracce, ansimando per la fatica e la quota. Ogni volta che giriamo lo sguardo verso sud, la vista spazia fino alla Siria, ormai lontana. Ai piedi della catena dei Monti Tauro, il lago artificiale creato dallo sbarramento sul fiume Eufrate dedicato ad Ataturk, padre della patria, funge da enorme specchio, riflettendo i raggi del sole invernale che si mantiene basso all'orizzonte, nonostante sia ormai mezzogiorno. Accecati, ci voltiamo e riprendiamo a camminare nel vento. Pochi passi e la terrazza ovest si manifesta in tutto il suo splendore.
In realtà quella occidentale è la più danneggiata delle due che formano il santuario, ma ugualmente lo spettacolo è toccante. Non è l'alba o il tramonto, orari in cui Nemrut dà il meglio di sé, ma comunque lo spettacolo toglie davvero il fiato. Gigantesche statue, alte tra gli 8 e i 9 metri, furono fatte costruire a protezione del tumulo reale. Sì, perché questa meravigliosa follia fu fatta erigere nel I secolo a.C. da Antioco I di Commagene, che fece raffigurare 2 aquile, 2 leoni, se stesso e una serie di divinità greche e persiane, tra cui Eracle, Apollo e Zeus. Un tempo le statue, replicate sulle 2 terrazze, si ergevano sedute, mentre oggi le teste sono sparpagliate a terra e i corpi resistono a fatica a intemperie e catastrofi naturali. Questo luogo emana energia da ogni pietra. I leoni sembrano avere i muscoli tesi, pronti a scattare. L'aquila ha lo sguardo attento e gli dei proteggono il re e i suoi ospiti. Vaghiamo soli per il sito, increduli di essere arrivati fin qui nonostante l'avanzare dell'inverno. È una di quelle giornate in cui sai che la fortuna ti ha baciato e gliene sei riconoscente. Il vento si placa e per un momento un sibilo lontano ci raggiunge. Siete benvenuti nel mio regno.
continuo saliscendi costiero ci porta incontro al tramonto, celato dalle nuvole che si sono addensate all'orizzonte. Una piccola baia isolata, ai piedi dell'ennesimo promontorio, ci attira. La spiaggia di ciottoli colorati è deliziosa e decidiamo che un piccolo terrapieno che la domina sia il punto perfetto per ospitare la nostra tenda. Sembra di essere approdati in un altro mondo, mentre indugiamo senza paura in attesa delle tenebre, sorridendo ai giorni andati, quando il gelo ci negava la possibilità di godere della meraviglia dell'ora blu. Dopo oltre 4 mesi di viaggio, il nostro tempo è esaurito. La Cappadocia ci ha respinto e Istanbul è ancora lontana. Noi chiudiamo l'avventura sulle sponde tiepide del Mediterraneo. La nostra auto resterà in Ucraina, sul Mar Nero, a Odessa, da dove eravamo partiti. E per noi da Antalya inizierà un'altra epopea, questa volta senza bici, per rientrare in Italia. Ma questa è un'altra storia. Ci resteranno però ricordi magici di terre aspre e selvagge, popolate da genti calde e accoglienti.